Il nostro viaggio nella meravigliosa Castelfranco Veneto continua accompagnata dall'assessore al turismo Gianfranco Giovine. In questa nuova puntata la nostra immancabile passeggiata tra le vie della città non sarà dedicata solo a visitare i monumenti storici, ma anche a degustare le prelibatezze della cucina castellana. Buongiorno Ida, bentornata a Castelfranco. Grazie Gianfranco. Questo è per te? Grazie, che meraviglia, ma che cos'è? Questo è il fiore che si mangia, il fiore di Castelfranco, il radicchio variegato di Castelfranco. Ma volete proprio conquistarmi? Ogni volta che vengo qua c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di unico e irripetibile. Io ho un mazzo di fiori con una rosa così speciale non l'avevo mai ricevuto. Beh, oggi dedicheremo questa puntata a conoscere il radicchio variegato di Castelfranco e non solo, naturalmente. Anche tutta l'enogastronomia e tutto il mondo che gira attorno a questo prodotto. Esatto. Allora facciamo così Gianfranco, portiamo i nostri telespettatori con noi in questa nuova avventura qui a Castelfranco Veneto. Con molto piacere. Ci vuole la terra, il freddo e l'opera dell'uomo per creare un vero e proprio capolavoro. Ma come nasce il radicchio variegato di Castelfranco? Il prodotto appunto viene fatto lasciato andare a seme, il seme viene preso, subisce dei vari processi di lavorazione e viene seminato da metà giugno fino alla metà fine di luglio. I trapianti, viene fatto appunto, il seme viene fatto crescere in vivaio, dopo il vivaio i trapianti cominciano all'incirca a metà luglio e vanno avanti fino alla fine di agosto. Ma è vero che il radicchio per diventare buono, croccante, deve prendere quello che noi diciamo il freddo, la brina, la brosa da noi, è vero? Esattamente, perché il freddo le fa aumentare le caratteristiche organolettiche e il grado zuccherino del prodotto. Passiamo dalla semina alla raccolta, vediamo come si raccoglie il radicchio variegato di Castelfranco Veneto per poi portarlo alla lavorazione. Qui abbiamo un vero e proprio fiore gigante. Vai Matteo. Ida, dopo questo passaggio andiamo in magazzino a lavorarlo. La lavorazione finale consiste nell'aprire questo prodotto e poi inserirlo nella cassettina pronto per la vendita. Questo è il nostro vero e proprio fiore d'inverno. Per te Ida, i nostri fiori. Grazie. Assessore, che bella la produzione di questo fiore d'inverno. E adesso dove ci porta? Ida, adesso ti porto a Villa Dolfin, sede dell'Istituto Maffioli, l'istituto alberghiero, dove interpreteranno in maniera straordinaria le ricette gastronomiche con l'utilizzo del fiore che si mangia. E parlando di enogastronomia, ma è proprio vero che il radicchio variegato di Castelfranco Veneto lo troviamo anche su ricette internazionali? Guarda un amico da New York cosa mi ha mandato. Questo è un ristorante molto conosciuto a New York, dove sul menù c'è il radicchio di Castelfranco. Allora andiamo subito a vedere in quanti modi si può degustare questo radicchio variegato di Castelfranco. Il nostro viaggio continua nella sede dell'Istituto Maffioli, ospitato in questa splendida villa. Qui andremo a vedere i vari utilizzi del radicchio variegato di Castelfranco Veneto. Siamo pronti perché gli chef ci stanno aspettando. Il radicchio variegato, un prodotto legato indissolubilmente al territorio di Castelfranco Veneto, dove nasce un istituto alberghiero importante. Buongiorno, sì. Io rappresento l'Istituto Maffioli
Giuseppe Maffioli di Castelfranco Veneto ed è uno degli istituti d'eccellenza della provincia di Treviso e nonché anche del Veneto. Noi siamo qui per formare e per presentare i nostri ragazzi per un futuro brillante e come futuri chef, non solo, anche come futuri maître e responsabili di accoglienza turistica. Ma io sarei proprio curiosa di sapere come una delle scuole più importanti del Veneto ci presenta i piatti sul radicchio di Castelfranco Veneto. Certamente, adesso vi accompagno nei nostri ambienti, nei nostri luoghi di cultura, di preparazione dei nostri ragazzi per farvi deliziare e far vedere una preparazione nuova con il radicchio di Castelfranco e il mais bianco perla. Allora vediamo in quanti modi può essere utilizzato. Assolutamente, prego. Povero di calorie, ricco di vitamine e di sali minerali, apportatore di fibre, richiestissimo nelle diete, aiuta la digestione, la produzione di bile, raccomandato per il fegato. E poi, cosa si può fare con il radicchio variegato di Castelfranco? Quanti piatti? Quante degustazioni? Ce lo spiegheranno gli chef dell'Istituto Maffioli. Buonasera. Salve, buonasera. Io vedo che siete già pronti, avete già preparato qualche piattino. Ho l'acquolina in bocca. Allora, abbiamo preparato due esempi per la presentazione di due prodotti di Castelfranco. Abbiamo la farina bianco perla, che è proprio l'oro di Castelfranco. Che è una farina antichissima. Infatti con l'Istituto Agrario di Castelfranco l'hanno ripreso perché non scomparisse la biodiversità. E poi abbiamo il radicchio di Castelfranco. Il radicchio di Castelfranco è il principe degli ortaggi invernali. Su un antico paiolo in rame, Antonio sta preparando una polentina con la nostra farina mais bianco perla, questa farina antichissima di Castelfranco Veneto. Noi la metteremo su che piatto? Su tutti e due. Noi abbiamo la possibilità di servirla fresca, quindi morbida, e abbiamo preparato un medaglione di farina di polenta, poi abbiamo preparato una scacchiera con dell'asiago e della soppressa vicentina, una crema di formaggi dove abbiamo messo la casatella di Treviso. Questo radicchio che vede è il cuore del radicchio di Castelfranco, la rosa che si mangia, cotto in agrodolce. E poi qui abbiamo un altro piatto molto interessante, sempre con il nostro radicchio variegato. In realtà la polenta è bicolore perché io nella polenta ho fatto mettere anche un po' di radicchio brasato, frullato, e quindi abbiamo la polentina bianca e una polentina colorata. A radicchio. Sempre con una crema di formaggi, sempre con il radicchio scottato in agrodolce e poi sopra una dadolata di soppressa che è stata precedentemente scottata. Certo, perché non possiamo dimenticarci dei prodotti del territorio, i nostri prodotti del territorio. Che tipo di formaggio preferite usare del territorio? Allora, la casatella trevigiana è proprio nostrana e quindi di conseguenza è il primo. Ed è questa. D'accordo, però poi noi possiamo usare il piave, possiamo usare l'asiago, quindi praticamente possiamo usare un po' tutte le produzioni locali. Queste due preparazioni possono essere degustate come piatti unici, ma molti sono i piatti che si possono degustare fatti con il radicchio variegato di Castelfranco Veneto. Certo. Non possiamo sicuramente dimenticare il primo piatto classico del risotto al radicchio. Certo. Allora, il risotto al radicchio di Castelfranco, ma noi possiamo fare anche delle lasagne al radicchio di Castelfranco, possiamo fare dei tortelloni ripieni di radicchio, serviti con una salsa di formaggi. Il radicchio di Castelfranco si presta anche a essere consumato come dolce, perché se io lo unisco con un po' di zucchero e un po' di ricotta posso fare una frolla dolce con il radicchio di Castelfranco. Davvero grandi complimenti allo chef Matteo De Poggi e ai suoi alunni. Grazie. Allora, qui con me mi ha dato una mano Antonio, Thomas, Tommaso e Abramo. Bravi ragazzi. A presto, io tornerò sicuramente per degustare. Senza ombra di dubbio. Grazie. Adesso noi abbiamo parlato di dolce fatto con il radicchio. Può mancare? Assolutamente no. E allora torniamo in centro a Castelfranco. Siamo al tramonto ed è ora dell'aperitivo, ma ho perso l'assessore. Stavolta sono io che devo cercarlo. Probabilmente so anche dove trovarlo. Eccolo, l'ho trovato l'assessore. Ti stavo aspettando in uno dei tanti locali del centro storico per degustare l'aperitivo e non solo.
Certo, perché tante sono le cose che si possono degustare nei locali di Castelfranco Veneto. Il dolce, il salato, il dolce, da dove partiamo? Come vuoi tu, come preferisci. Allora io direi partiamo prima dal dolce e finiamo con l'aperitivo salato. Andiamo. Benissimo. Sono i prodotti e le curiosità che si possono trovare in questa pasticceria di Castelfranco Veneto, tutti a base di radicchio naturalmente. Esattamente, noi in pasticceria candiamo il radicchio e lo decliniamo in chiave dolce facendo il panettone durante il periodo natalizio, la polenta dolce a base di farina di mais bianco perla, nonché le praline al cioccolato fondente e radicchio, sempre candito. Durante il periodo del carnevale possiamo trovare le frittelle veneziane. E inoltre tutto l'anno proponiamo un biscotto, lo zaetto veneziano, a base di radicchio. Per chi vuole abbinare il radicchio con i formaggi abbiamo anche la confettura al radicchio. Cosa dici, Ida? Assaggiamo 2 frittelle? Direi proprio di sì, non si può dire di no. Assolutamente. Andiamo. Abbiamo aperto la giornata con il fiore che si mangia e chiudiamo la giornata con l'aperitivo castellano del fiore che si mangia. Eccoci con l'aperitivo con radicchio di Castelfranco variegato, radicchio castellano variegato fresco con baccalà mantecato e 2 varietà di tramezzini con radicchio castellano variegato stufato, con porchetta e morlacco e con speck e asiago. Naturalmente per un buon aperitivo non può mancare il fritto della polpetta, naturalmente con radicchio variegato di Castelfranco, sempre. Assessore, è stata una bella giornata passata tra colori e sapori. Cosa dici? Ci diamo un altro appuntamento? Perché tante sono ancora le cose da far vedere al nostro pubblico a casa. Come hai potuto vedere non c'è solamente la storia e la cultura a Castelfranco Veneto, ma anche l'enogastronomia, finché ti aspetto ancora per un'altra puntata. E io vengo sicuramente. Grazie, a presto, ciao. E grazie anche a voi, gentili telespettatori, di essere sempre così numerosi in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione Produzioni. Grazie, buona serata. Naturalmente io vi aspetto alla prossima puntata.